Il 4 gennaio si è tenuto a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, un convegno dove amministratori e tecnici hanno discusso di un progetto di ampio respiro che riguarda tutte le ferrovie delle Alpi centrali, a cavallo tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Si tratta di realizzare un sistema che colleghi tutte le ferrovie delle valli alpine in quella zona, creando una rete a servizio dei viaggiatori. Un progetto molto importante che è stato discusso alla presenza di autorevolissimi esponenti tecnici, fra i quali l'ingegner Moroder, già direttore della ferrovia Merano-Malles, che è stata ripristinata nel 2005 e che oggi conta più di 2 milioni di viaggiatori l'anno, a testimonianza che certi interventi, oltre ad avere un enorme successo, fanno da volano ad altre iniziative che si vanno allargando sempre di più nel nord Italia e che appunto sono state discusse in questo convegno. Questo esempio può essere importante per le applicazioni che possiamo avere in Sicilia, a partire dall'Alcantara a Randazzo e dal mantenimento della linea ferroviaria tra Letojanni ed Alcantara. La stazione di Taormina Giardini, nella quale ci troviamo, può diventare un elemento centrale di un sistema di trasporto di tipo regionale a servizio delle comunità locali, che veda insieme collegate sia la litoranea Letojanni-Alcantara, che verrebbe mantenuta all'esercizio pur in presenza del raddoppio, ma anche la Alcantara-Randazzo. In questo modo si potrebbe tutelare l'importanza architettonica di questa infrastruttura e si potrebbe anche valorizzarla mantenendola al centro della mobilità di tipo locale, sull'esempio, come abbiamo visto, dei nostri amici del nord. Grazie a Teleboario abbiamo la possibilità di mostrarvi un servizio sul convegno che si è tenuto a Ponte di Legno e che si ricollega alla nostra realtà locale, che noi dell'Associazione Ferrovie Siciliane abbiamo cercato di coinvolgere, cercando di mantenere quello che c'è e di riprendere il patrimonio ferroviario esistente a partire appunto dalla ferrovia Alcantara-Randazzo. Ponte di Legno ha ospitato un convegno incentrato sulle ferrovie di montagna, durante il quale illustri relatori hanno riparlato della possibilità di collegare tra loro, forando il passo del Tonale, la linea ferrata Trento-Malea, la Brescia-Iseo-Edolo. Un altro grande sogno per l'Alta Val Camonica e la Val di Sole, già protagoniste una quindicina di anni fa dell'ampliamento e ammodernamento di impianti di risalita e piste e del centro termale d'Alignese, il cui cantiere dovrebbe iniziare a breve. Un sogno che però rischia di restare tale perché le risorse per concretizzarlo al momento non ci sarebbero. Per cominciare basterebbe fare un tratto poco alla volta, come hanno fatto i trentini. E soprattutto il progetto globale non deve essere smontato ogni volta che cambia un governo o un amministratore locale. Il concetto fondamentale che io vorrei mettere in evidenza è appunto questa invarianza del progetto, in modo tale che nel tempo questo progetto nessuno abbia il diritto di toccarlo, ma abbia il dovere di realizzarlo a seconda delle possibilità del momento. Questo ci dà la possibilità di traguardare anche delle fasi intermedie, ma comunque che abbiano la caratteristica di funzionalità e quindi di essere fruibili dalla maggior parte dei cittadini, dell'utenza. Una tesi questa che è condivisa anche in Alto Adige, dove praticamente un pezzo alla volta in circa 10 anni è rinata la ferrovia della Val Pusteria. Io penso che sia sempre importante avere una visione e sapere dove si vuole arrivare, questo è importante, ma d'altra parte non mettere troppa carne al fuoco. Io sono un grande favorevole della politica dei piccoli passi, purché siano coerenti e portino a un risultato chiaro e coerente, per cui a volte si pretende troppo, si vola un po' troppo alto e penso che bisogna volare alto col pensiero, ma poi dire facciamo un pezzo alla volta, come in questo caso. Io penso che io mi concentrerei oggi su prolungare la ferrovia da Edolo a Ponte di Legno e sono sicuro che un intervento del genere avrebbe un enorme successo, che poi sarebbe lui stesso a provocare ulteriori prolungamenti. Volere oggi tutto e dire dobbiamo spendere molti miliardi forse scoraggerebbe i decisori politici e anche la popolazione.
Il deputato Giuseppe Donina allarga l'orizzonte e afferma che per concretizzarlo, da sogno dell'Alta Valle si deve trasformare necessariamente in quello di tutta la valle e del Sebino. Noi abbiamo avuto tanti sogni, quello dell'Alta Valle con gli impianti sciistici che andava bene, questo è un sogno proprio globale, un sogno della Valle Camonica e assolutamente anche del Sebino, perché se pensiamo che un indomani uno sciatore da Milano parte con gli scarponi e con gli sci da Milano e passando per il Sebino la Valle Camonica arriva a Ponte di Legno alla Brica a sciare, noi abbiamo fatto bingo e ha visitato un gran territorio come la Valle Camonica.